Quarta puntata di Aspettando il 2025, box per box, ritorniamo dopo qualche anno a fare visita al veterano degli allenatori in Sardegna, Mario Micheli. Ben ritrovato Mario. Buonasera a tutti. Mario, insomma, lo scorso anno, l'anno passato ancora, non è mancata l'occasione di vederci al Tondino per celebrare qualche successo. Sei un allenatore che comunque non ha mai avuto negli ultimi anni tante unità in scuderia, però nonostante tutto non sono mancate le soddisfazioni. No, soddisfazione no, perché 3 anni di fila, piazzamenti al derby, anche se non si è andati molto come si sperava, però grazie a Dio qualche uritina ce la siamo cavata benino, dai, diciamo. Sì, Capriola del Bonorva secondo al Gran Premio, Sì, secondo all'internazionale, secondo l'internazionale. che perdeva da Chopin e da Caracasiere. L'anno dopo, terza Dorinda Al derby, al derby sardo, vinto da sardo. Diderot Tu, dopo una corsa da protagonista, aveva mollato proprio negli ultimi 200, Esatto. scivolando al terzo posto, però insomma anche quella una bella soddisfazione. E lo scorso anno Family Camu, 2 vittorie e terza al derby. E terza al derby, sì. Andata bene, Sì, dai. dai, sì. E poi qualche situazione ci abbiamo sollevato anche con Fatal Force. Fatal Force, dai. Facoltosa ha vinto, Facoltosa ha vinto dopo che è andata via da lui. una settimana. Però sì, è fatta la vittoria in continente con Dindon, sì, insomma, sì, dopo tanto tempo. Sì. Insomma, sono stati anni che comunque non sono mancati, come dicevo prima. No, qualche situazione via. Ora ci prepariamo per il 2025, giusto? Quest'anno un po' più fornito. Sì, qualche cosettina migliore, dai, penso, sulla carta poi bisogna vedere gli avversari, perché è quello che conta. Beh, poi siete in tanti ormai, c'è anche la nuova generazione che avanza, sì, di allenatori, di nuove figure. Esatto. Però restare sempre non è facile. Non è facile, però ci proviamo. Adesso vedremo tutti i tuoi effettivi, che sono 9 cavalli con cui ti presenterai nel 2025. Ti chiedo un'ultima cosa, chiudendo così per il 2024. Family Camu, secondo te poteva essere qualcosa in più? Oppure... Sì, qualche orettina in più. Ho avuto sfortunata, ho avuto un incidente di percorso quando in corsa e quindi ho dovuto fermare, riprenderla, però qualcosa in più la dava, con un po' di fortuna. Mentre Fatal Force ha fatto una bella vittoria a Sassari, poi prestazioni alterne. Prestazioni alterne è un po' difficoltosa la cavalla. L'attribuisci al fatto che forse era tardiva insieme a Facoltosa? No, oppure... no, era un po' difficile lavorarla, altrimenti se avevo qualche cosettina in più, situazione l'avremmo avuta. O comunque 2 corse, 2 secondi è stata battuta una cavalla importantissima che ha vinto 5 corse di fila, diciamo, secondo il derby italiano, non è che è battuta... Della Fantastic Day, o no? Giusto? Sì. Quindi, insomma, è andata bene, ora va a fare la mamma, giusto? Era in vendita sul mio sito. A fare la fattrice, sì. Va a fare la fattrice, sì. Facoltosa invece si è trasferita. No, Facoltosa ora correrà ancora su a Pisa e poi molto probabilmente scenderà di nuovo qua, come siamo stati d'accordo che la riportava qui. Ok. Mentre Family Camu lo stesso va a fare la mamma. Sì, la mamma, sì. Ok, questo è stato quello del 2024, 3 cavalli che poi quasi 2 vanno in razza, una rimane in attività, comunque c'è stata una valorizzazione degli stessi in prospettiva. Bene Mario, abbiamo rivisitato un po' gli anni scorsi, ora ci fermiamo un attimo e ripartiamo dai tuoi cavalli. Allora, iniziamo Mario il giro box per box. Questo chi è? Gino del Bonorva. Gino del Bonorva, fondo inglese. Sì, fondo inglese. Un figlio di?
figlio di Scelli e la mamma Shanama de Bono. Sciamano del Bono. Ok, una linea di Shanama, figlia Sì, di una Gio linea, Castaghe, è interessante. una linea interessante. Cavallino che questo durante questo inverno, insomma, ha avuto un po' di problemini, c'aveva un'ernia e gliel'abbiamo levata. È stato operato. Sì, è stato operata. Poi un testicolo che non si è mai sceso. E allora il veterinario l'ha aperto, invece niente, non ce l'ha dentro la sacca. E quindi... Quindi Perché mi ha rallentato la preparazione. la preparazione è allentata, altrimenti andava un cavallino che stava presentando benino. Quindi aspetti a debuttare? No, questo aspettiamo. Ma senti, scuderia, Piazza Igino. Gino Piazza, un tuo fedele cliente continentale, con cui ci avevi vinto anche il Gran Premio Sardo, giusto? Sì, Con Volcan. secondo al derby con Platea, secondo all'internazionale. Insomma, No, già era Socrate quarto a Gran Premio. Oh. Capriolo secondo al Gran Premio. dico, con te sei divertito, No, sì, signor Piazza. Sì, sì, sì. Senti, lui dicevamo Scellis, che è il padre di Eroe de Bonorva e di Futura, Fiorida de Bonorva, Fiorida de Bonorva. anche Futura de Bonorva. Anche Fiorida, sì. Fiorida ha vinto come Eroe, uno stallone che sta mettendo in evidenza soprattutto con la linea sì. di testoni, sia quella di Gio Castagher e quella di Spartana, diciamo. Lui proviene da Shanama de Bonorva, che come detto è una figlia di Gio Castagher, grande cavallo Gio Castagher, figlia di Romanella, ha prodotto Powell, ha prodotto una serie di vincitori come Tirana de Bonorva, vincitrice internazionale. Insomma, una linea importante, sì, una linea importante. Però tocca aspettare, come detto. Sì, questo bisogna aspettarlo. Ok, lo vediamo allora più avanti. Che abbiamo qua? Questa già abbiamo Gardenia e Bonorva. Questa è una femmina a fondo arabo, giusto? Sì. Maratona e Filindio dall'arabo. Quindi un incrocio, molti lo criticano, molti invece sono favorevoli. Questo deve tornare indietro di sangue perché altrimenti dà sempre il fondo inglese un derivato e corre sempre come un figlio di pulo. Questa sarà una grandissima fattrice, perché questa rispetto al puro sangue per me questa è una cavallina che darà dei prodotti, di ottimi prodotti. Sì, ripercorriamo brevemente la genealogia, sempre scuderia Gino Piazza, giusto? Sì, sì. Allevatore Salvatore Testoni, o Francesco, insomma loro. Sì. Filindeu lo conosciamo, un arabo che ha sbagliato poco e nulla con la sua produzione. Maratona de Bonorva era una gran cavalla, figlia di Approce Spartana, sorella di Lord de Bonorva, di tanti cavalli come Ispanico Sauro. Insomma, c'è fiducia qua, Mario? Sì, ho fiducia, tanta fiducia questa sera, lavora bene, una cavallina seria di testa. Questa, se lui vuole, molto probabilmente il 5 debutterà. Allora, Maratona de Bonorva è stata una gran cavalla da corsa, sicuramente in razza ci si aspettava qualcosa in più, però c'è stato un incrocio uguale l'anno della V, quindi l'anno di 29, per essere chiaro, c'era Vento de Bonorva che aveva fatto le prime corse molto bene ed era figlio di Bonorvesu che è fratello di Filindeu, quindi l'incrocio è uguale. Dell'arabo, fratello di Filindeu. Sei molto fiducioso, dalle parole si sente che c'è... No, ho fiducia. Adesso sono contento, va bene. L'ho detto, una cavalla c'ha testa, seria, lavorando, è molto importante questo. Poi bisogna vedere gli avversari. 2 anni fa c'era Edirne che era figlia dell'arabo e per poco vince il derby, quindi mai dire mai con i cavalli, soprattutto quando c'è una grande genealogia dietro e spinge in linea materna. Quindi la vediamo, se tutto va bene, come detto, il 5 può essere tra le protagoniste della debuttante per sole femmine. Ok, ripetiamo scuderia Gino Piazza, giusto? Gino Piazza, sì. Filindeu e Maratona de Bonorva. Filindeu Maratona. Bello. Altro fondo arabo, mi dicevi? Questo è il figlio dell'arabo. Figlio dell'arabo anche questo, la mamma puro sangue. La mamma è puro sangue. Un bel cavallo a vederlo. Si muove anche bene, purtroppo questo ha avuto un piccolo problemino, l'ha dovuto fermare quasi un mese. Ora sta iniziando di nuovo a lavorare, anche questo bisogna aspettare. Allora, riepilogando ovviamente di chi è e figlio di chi è. Scuderia allevamento? Marco Uras. Ok, Marco Uras che di Torralba.
l'allevatore di Flash, se Sì, non sì, sbaglio, sì, che ha vinto sì, lo di scorso Flash, anno. l'allevatore di Flash, sì. Allora, lui è un figlio dello stallone che esordisce in Sardegna, Sì. che è l'arabo Medaf Ataba, un figlio di Amer, Figlio di Amer. un cavallo che si è espresso a grandi livelli internazionali, ha vinto, si è piazzato in corse di gruppo, discende da una linea importante, e mentre la mamma si chiama Charlie's Angel ed è una Johnny Redicker, quindi un prodotto tutto italiano. Che ci dici di questa, a parte il problemino? Il problema, forse una sovbattitura, e quindi abbiamo fermato un mese, ora l'abbiamo ripreso, e quindi tutto da scoprire Ah, tutto ancora. da scoprire. Però Da come scoprire. meccanica e struttura, Si muove bene, è atletico, a vederlo così è un bel cavallo. bello così. Non sembra neanche figlio dell'arabo. No, non sembra no, figlio dell'Arabo. Il carattere? No, buono, Buono. bravo, sì, buono. Un bel cavallino Bravo, questo. sì. Ovviamente la stagione non è iniziata, ci Appunto, saranno... ora lo prendiamo, piano piano, 10 giorni sta lavorando, no? 15 giorni. Vediamo, lo vedremo più avanti. Sì. Lo vedremo più avanti. Sì. Fondo arabo quest'anno ce ne sono un po' di più rispetto Molto, allo sì. scorso anno, però questo come morfologia insomma, un bel cavallo, un bel cavallo. Eccolo qua che lo vediamo. Ok, quindi il nome Gladiatore Turalvesu, Turalvesu. giusto, Gladiatore Turalvesu, scuderia allevamento Marco Uras. Marco Uras, un figlio di Altera Clodia e Veliere del Bonorva. Quindi inedito come primo prodotto della fattrice? Sì, primo prodotto. Allora, Galiot, Velero de Bonorve Altea da Clodia, allevatore Battista Testoni di Bonorva, proprietario Giuseppino Pala, giusto? Sì. Allora, Velero de Bonorva ha avuto qualche prodotto, tra i quali Don Peppe di Gavoi che aveva ottenuto qualche piazzamento, lui è un fondo inglese, ricordandolo, la mamma è Altea da Clodia, una figlia di Bonbon e Bomba da Clodia, sorella di Adone da Clodia. Un cavallo che ha vinto Gran Premi, il Palio di Fucecchi, c'è un cavallo anche versatile, discende dalla linea da Clodia. Cosa ci dici di questo? Questo in novatura ci ha dato molto da fare. Ora si sta mantenendo bene, sta lavorando bene, e ti dico, ha fatto 2 lavoretti, mi è piaciuto. Mi ha veramente soddisfatto degli ultimi 2 lavori che ha fatto. Ha marcato dei progressi, diciamo. Ora invece, grazie a Dio, sto lavorando serio e ha fatto dei lavori in compagnia, e do l'impressione che dia delle soddisfazioni a questo cavallino. Anche perché c'è un fisico molto interessante, Sì. non è No, grandissimo. non è grandissimo, ma come fisico, È il bello motore tozzo. è un bel cavallino. Pensi di debuttare alla prima oppure No, aspetta. C'è da aspettare. No, aspetta. C'è da aspettare. No, c'è da aspettare. C'è da aspettare. Sì. Per questo Galiot, Vedero de Bonorve Altea da Clodia, allevatore Battista Testoni, scuderia di Giuseppino Palo. Sì. Ora Granada. Puro sangue araba. Puro sangue araba. E questa si porta dietro una bella eredità. La nonna ci ha avuto tutto. Rambra. La nonna è Ambra Bairubis, giusto? Sì. Lei figlia di Miss Ambra e Filindeu, sì. Sorella piena di Bella Gioia, sorella uterina di Delirio, che ha vinto la Listed, insomma è stato un cavallo a 3 anni molto importante. Bella Gioia uguale, ha vinto il derby italiano del puro sangue arabo, si è piazzato in Listed, ha vinto per dispersione l'Omnium, quindi la linea c'è, la conosci. Dici di questa cavalla allora? Questa c'ho 20 giorni appena da domata, quindi... È arrivata tardi. Tardi, sì. Però... C'è quindi da aspettare. Noi ovviamente le speranze si ripongono sulla carta. Sulla carta poi... insomma, a volte anche la carta fallisce, però... più di una volta. più di una volta. Io penso di no, mi auguro almeno. Ti ricorda qualcosa che hai avuto tu questa linea? Ne hai avuta in passato da Franceschino Conti? Ti ricorda un po' la mamma, la nonna? La nonna sì. Vero? Sì, la nonna sì. Forse è un po' più strutturata questa la nonna, oppure era così anche la nonna? No, la nonna era più piccolina, era un pochettino più robustella, però era più piccola. Invece lei è un po' più strutturata. Sì, no, lui c'ha più fisico. Allevatore Tonio Conti. Sì, proprietario Giuseppino Pala. Peppino Pala. Mario, qui abbiamo? Favolosa Baia.
Saura, favolosa Saura. Paolo Saura. Una figlia di Powell e Perlina Perlina Saura, figlia di Approach del Bene, sì, così forse come vabbè. Powell, quindi c'è un cross, diciamo. nella linea Sì, di grandissima linea, bella cavalla. Peccato, questo non corre l'anno scorso, 3 anni, un peccato. Senti, questa ovviamente è arrivata da poco, mi dicevi, è tutta da È scoprire. tutto da scoprire, da perché lavorare, non ha sopra. debuttato, è un anglo-araba di 4 anni in fondo inglese. La mamma è la stessa linea di Venere, voglio vincere, Venere Voglio soprattutto, vincere, si è distinta negli anni, insomma, sia in ippodromo che nelle corse a pelo, dimostrando di essere una cavalla versatile. E l'allevamento di questa cavalla è quello della signora Tetta Carino. sì. E la scuderia? Chironi Chironi. Giuseppe. Leonardo. C'è da dire ancora poco perché ce l'è da poco. Quindi tocca aspettare. Vederla. Come linea è buona come Anche con cavalla. una bella cavalla. Sì, una bella cavalla, no. Una bella cavalla, caspita. Può fare qualche corsa a pelo, qualche paglietto? Si può fare? Certo. Penso che sia quella l'idea dei proprietari, perché qui un po' adesso deve correre tutti i cavalli di 4 anni, 5 anni, 6 anni. È un po'... diventa dura. diventa dura, sì. Mentre nei pali invece cambia tutto. Nei pali è diverso. È diverso. Sì. La stessa linea di Talete Sardo, restando in tema di pali, un cavallo lo stesso che era andato bene. Sì. Quindi questa c'è da aspettare. Ok. Qua un altro fondo arabo? Sì, un altro fondo arabo. Maschio. Fondo arabo. Sì. Grand Dub. Sì. E Grandeva. Allora, questo è il figlio di Laub e Grandera. Che 3 anni fa passa alle cronache per essere stata la mamma del vincitore del derby sardo, diglielo tu. Quindi anche questa si porta dietro un'eredità importante, perché il fratello ha vinto il derby, lui era figlio di Ud, diglielo tu, mentre lui è figlio dell'arabo Laub. Cavallo che io ho visto a ottobre, ti devo dire che si è sviluppato parecchio. Sì, anche io a ottobre l'ho visto. È cresciuto molto. Cosa ci dici questo cavallo? Con molta fiducia, la verità. Facendo lavoretti bellini, senza andare molto a fondo, però un attimino ho fatto lavoretti bellini. Sì, diglielo tu lo stesso, è uscito alla fine. 2 mesi, per il lavoro che c'ha, per 2 mesi, era domato il cavallo, però per il lavoro che c'ha qua, per 2 mesi, sono soddisfatto. Senti, diglielo tu, era uscito alla fine. Proprio il giorno del derby si è tolto la qualifica di Maiden e poi da lì in poi è stato imbattibile, perché nessuno... No, poi ne ha fatto sì, esatto. Nessuno l'ha battuto, nonostante accorciando la distanza e regalando chili. Quindi esatto. Il cavallo si è dimostrato di valore o di qualità, o perlomeno per la generazione che era, lui è stato il migliore. La linea da dietro la conosco tutta di questi io. La linea di Orio Ludo? Non la montavo io, Diana la montavo io. La linea del signor Diana? Diana Antonello. Antonello Diana e Giuseppe il nipote. Che questo fa parte dei suoi colori, no? Di Giuseppe Diana. Sì, il nipote. Quindi con questo c'è un po' da aspettare per il debutto. No, forse Dio vuole che la sua giornata ce la faccia. Il 12. Sì. Per come si sta presentando, sì. Poi ancora c'è tempo, ma io credo che ce la faccia alla seconda giornata debuttare. Una struttura molto importante, nonostante sia figlio dell'arabo, così come l'altra che è di Filindeu. Certo, le perplessità restano. Esatto. Però io dico sempre mai dire mai. Anche perché quando c'è una linea importante dietro c'è una linea importante dietro, come stai dicendo. Purtroppo sì, ho capito figlio dell'arabo, però perlomeno a me il cavallo mi sono delle soddisfazioni, lo vedo lavorando. Ti piace? Poi ripetiamo, bisogna vedere gli avversari. Gli avversari, la fortuna, la pista, insomma, tante componenti ci vogliono per fare un cavallo vincente. Ovviamente ci deve mettere un po' del suo il cavallo, anzi molto, però quando un cavallo è accompagnato dalla fortuna... Il cavallo c'ha fisico come cavallo. Sì. Anche questo è serio, Poi la Uba ha incrociato benino con... Sì. Anche questo è un cavallo serio lavorando. Con l'anglo ed è molto importante. Sì.
Va bene, allora, questo ricordando il nome, Grand Ub, figlio di Laub e Grandera, Grandera madre del Derby Winner del 2022. Diglielo tu che tra l'altro aveva battuto, a parte Dorinda, a parte Dorinda, ha battuto un figlio di Bombolino che non è poco. Non è poco no, ma vedi un po'. Quindi insomma una linea importante per quello. Sì, è vero. Eccola qui. Nanetta. Qua abbiamo la piccolina in tutti i sensi. Figlia di Rai e Ombretta de Gavoi. Puro sangue arabo, femmina di 3 anni. Non bisogna lasciarsi ingannare dall'altezza, mi dicevi prima di entrare nel box. Esatto, non conta niente. La mamma era più o meno così. Giusto, di altezza. La mamma non me la ricordo bene. Sì, non era grandissima. Mi ricordo benissimo perché mi ha battuto al derby, che sono secondo e terzo io. Oro giallo e Oneglia. Oro giallo e Oneglia, sì. La mamma ha vinto il derby del puro sangue arabo e l'internazionale. Sì, tutti e due. Sì. E la mamma poi di Vistosa di Barbagia, che ha vinto anche lì il derby. Sì. Vistosa di Barbagia è la madre di Eleno di Trecenta. Imbattuto in Italia 3 anni, vincitore di tutte le corse anche ieri ha corso la grande, che ieri tra l'altro è secondo in condizionata, sì. E ha vinto la lista il figlio della sorella di questa cavalla, sì. Quindi anche qua una linea che parla da solo. C'ho molta fiducia a questa cavallina, è un po' allegrotta. Anche la nonna di Iscula era piccolina. Sì, la nonna piccolina, quella me la ricordo, la nonna piccolina, e vinceva però. Andava sì, andava, il disco andava. Andava lei, andava Ombretta, insomma, andava Vistosa, sì. Un po' tutti, diciamo. Sì. Sono andati dalla linea, ricordiamo, l'allevatore del signor Domenico Soru, che è scomparso, penso, qualche mese dopo che è nata questa puleta, mentre la scuderia, mi dicevi? La scuderia è Uras Giacomo. Di Giave. Okay. Di Giave. La debuttanti è il 5 aprile, ricordando che oggi è il 21 marzo. Io ho fiducia di debuttare perché stanno benino. Io penso di farcela il debutto al 5, sì. No, sono soddisfatto perché va benino la cavallina, generosa. E quindi, siccome è anche solo femmina la prima giornata, vorrei metterla dentro. A vederla, dai. Dai. Perché, cioè, non a vederla. A vederla con conto. Insomma, dai, diciamo... In sardo diciamo a vederla con conto. Allora, zio Mario, o Mario, come preferisci che ti chiamo? No, Mario, bravo. Mario Micheli, l'allenatore, diciamo, il veterano tra i colleghi in Sardegna. Si conclude qui il giro, il viaggio nella tua scuderia. Abbiamo visto dei bei cavalli, belle linee di sangue. Sì. La qualità c'è, poi ovviamente sì. La componente a volte principale è più la fortuna che la qualità. Cosa ti aspetti da questo 2025? Di fare meglio rispetto allo scorso anno? Ti aspetti da qualche Io mi auguro di sì, perché la linea dei cavalli sono tutti buoni, cavalli musicalmente sono bellini, e poi hai detto giusto tu, un po' di fortuna ci vuole, il percorso è lungo, gli avversari vogliono rispettati. È tutto, quello lì. Perché adesso so come vanno a finire, ecco. Perché può essere anche una campionessa, ma se ce ne sono 4-5 più campionesse di lì, io arrivo quinto. Sì. È come il calcio, Sì, il Napoli è forte, l'Atalanta è forte, e la Juventus è forte, ma è l'Inter che è più forte di loro. Non è che... Però perché ora sei di parte, stai dicendo. Perché se è così, sono i cavalli. Sei filo nell'azzurro. Beh, certo, no, battute a parte ci vuole la fortuna. Sì, esatto, la fortuna, la qualità, esatto. Che i cavalli siano in condizione. In condizione, che rimangono sani tutta l'annata, capito? Che quello è molto importante. Il percorso è quello lì lungo, poi a volte sai le cose come sono. Viene disturbato questo, quell'altro. Senti, però tu quando hai debuttato negli ultimi anni, leggendo i numeri, insomma, prima di venire mi ho dato uno sguardo alla tua scheda. I debutti o hai vinto o sei secondo, perché... Sì, è vero. Quindi ci arrivi anche con una certa... Quando debutti non debutti mai a caso, diciamo. Quello già è vero. Poi prosegue un altro discorso. Sì, però al debutto perlomeno sei arrivato sempre. No, grazie a Dio, sì, è vero.
Capriolo, Dindon, sì, no, vero, vero. e tu con Norvegia va a vinto al debutto. E tu con Norvegia ha vinto al debutto. Speriamo bene anche quest'anno. Bru. Io te lo auguro, e come dica L'anno tu... scorso secondo e terzo. Sì, sì, al debutto. Sì, che mi ha battuto la fuori classe. Sì, Fabiana Junior. Junior. Non era poco. E Fantastic Day ti aveva battuto nella debuttante. Esatto, nelle femmine sì. Sì. Nelle femmine a fondo inglese, sì. Quindi anche loro sono andate bene. Certo, certo. Mario, io ti saluto, ti ringrazio per averci fatto vedere, non solo a me ma a tutto il pubblico di Sportiver.biz, la possibilità di osservare, vedere e conoscere i puledri con i quali ti presenterai in questa stagione, e come dico a tutti i tuoi colleghi, ci vediamo al Tondino. Grazie.